Allora, caro direttore, abbiamo dovuto attendere 2 anni per avere lo spray orticante per rispettare le varie modalità delle gare d'appalto e che il gas non fosse nocivo, non si sa mai. Quanti feriti o morti tra le forze dell'ordine ci vorranno per avere a disposizione il famoso taser, che è quella pistola che lancia quel filo elettrico? Oggi UGL Polizia ha nuovamente sollecitato il capo della polizia Gabrielli per dotarci di questo strumento, visto che la pistola, e qui bisogna sapere, loro non possono tirare fuori la pistola deve sempre rimanere in fondina e la fondina chiusa. Allora, io, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, quando noi eravamo di guardia alla polveriera o a Tolmezzo e facciamo la guardia attorno alla caserma del terzo reggimento d'artiglieria montagna, ci davano il fucile con le pallottole. Vi giuro, le pallottole, il caricatore non potevi inserirlo perché era sottovuoto. Quindi in caso di attacco io dovevo star lì a aprire, può dirmi Grizzo che ti davano te le davano tutte in pacchetto, con questo pacchetto sottovuoto che già per aprirlo avevi coi denti, poi dovevi mettere il caricatore, poi alto là, chi va là, alto là, chi va là, alto là, ti arrivavano già lì, poi sparavi per aria e poi queste erano le regole di ingaggio. Io ovviamente avevo già immaginato come poter fare le regole di ingaggio a modo mio, ma queste sono le regole di ingaggio. E allora mi chiedo, esiste veramente la sicurezza in Italia dopo questi ultimi accadimenti?